Crescita, sviluppo, occupazione, quali prospettive per il Nuorese? E questo è il titolo di un convegno organizzato ieri a Nuoro dai Riformatori, tra i relatori e l'economista Lucia Schirru. All'incontro, coordinato da Salvatore Liori, sono intervenuti esponenti dei Riformatori come Massimo Fantola, i consiglieri regionali Franco Mula e Franco Meloni e l'assessore regionale al turismo Luigi Crisponi. Luigi Crisponi, oggi i Riformatori a Nuoro hanno organizzato un convegno per analizzare e disegnare le prospettive in campo economico e occupazionale del nuorese. Quali le linee guida e di condotta che intendete tenere? Innanzitutto questo è il momento delle riflessioni. Dobbiamo essere capaci di individuare delle strade che sappiano rigenerare questo territorio, ma soprattutto restituire fiducia ai nostri giovani, alle famiglie, alle popolazioni, alle tante imprese che sono entrate in una fase di fortissima sofferenza stante una crisi incredibile, di forte virulenza che ha colpito tutto il territorio e non solo naturalmente quello provinciale, ma direi di tutta la Sardegna, così come di tutta l'Italia. Quindi oggi, individuando alcuni puntelli, ci pare possibile poter ripartire. Ebbene, noi diciamo di sì, ci sono degli elementi molto forti che stanno proprio nell'ambiente, nel paesaggio, in un'energia pulita. Insomma, vogliamo individuare in un'industria nuova che è quella fatta dalle identità, dalle tradizioni, dal turismo, dall'artigianato, dal piccolo commercio, che tutti quanti insieme, messi a sistema, possano ripartire per restituire un vigore probabilmente mai conosciuto, ma che ormai possiamo individuare anche grazie all'utilizzo dei nuovi strumenti informatici, delle nuove tecnologie, ma soprattutto di una fiducia e delle nuove esperienze che naturalmente affidiamo ai tanti giovani che intendiamo coinvolgere in questo genere di progetti.